Ieri sera c'è stata una violenta scossa di terremoto in Cile. La scossa è stata di magnitudo 6.8 ed è stata a solo 10 km di profondità. Quindi, secondo le persone, hanno dovuto dichiarare lo stato di allerta tsunami. Ma ragazzi, io non lo so se lo tsunami si è verificato oppure no, perché non ho notizie davvero, quindi ho provato a vedere a qualche altra parte, ma non ci sta nell'immediato queste notizie. Ciao avvocatella. Quindi diciamo che il sisma è avvenuto ieri sera alle 20:28 ora italiana, mentre lì erano le 14:28. Quindi hanno subito messo in Cile, Anna. Sì, sì, stavolta 6.8. Ciao Marcella. È solo 10 km di profondità, ragazzi. Quindi mi sa che sarà arrivato forse lo tsunami. Non lo so. Ho provato a vedere altre notizie, ma non trovo nulla. La verità, anche se è avvenuto ieri sera, non so altre notizie, ragazzi. Perlomeno per adesso ho cercato di vedere se l'allerta tsunami è stata ritirata o no. Non so nulla, se ci sono feriti, vittime, non lo so, ragazzi. Comunque l'istituto americano ha emanato questa allerta in Cile. Ciao, sapete, ma figurati, qui in Cile, ragazzi, sta scritto proprio violenta scossa di magnitudo 6.8, allerta tsunami. Quindi, ragazzi, non so se è rientrato l'allerta tsunami o no, oppure no. Quindi dopo, se mai faccio un aggiornamento, cerco di vedere, di trovare qualche cosa. Non si hanno notizie, ragazzi. Anna, non lo so, ti dico una bugia. E ieri sera, ragazzi, quindi ancora non si sa nulla. Vabbè, lo so che non è una novità oramai, quindi, però non sappiamo se ci sono vittime, ragazzi. Questo è l'importante. 6.8 comunque è una bella scossa. Il problema è che è poco profonda, quindi secondo me la regola è che lo tsunami ci dovrebbe stare, quindi mo non lo so, perché poi è anche pure vicino alla costa, figuriamoci un po'. Quindi secondo me, non lo so, Saverio, non riportano nulla, perlomeno fino a mo' io non ho trovato nessun, diciamo, se c'è stato lo tsunami, se ci sono feriti, non so nulla, Saverio. Quindi ho visto questa notizia adesso, che l'ho tradotta in America, diciamo in inglese, e ho fatto questo video a volo a volo. Dopo cerco di trovare qualche notizia più approfondita per sapere se c'è stato lo tsunami e se ci sono feriti o altro, non lo so, ragazzi. Diciamo, come sempre, queste notizie arrivano sempre un giorno dopo. Questa è una notizia di 10 ore fa, pensi un po', è arrivata ora. Guarda, io quando ci sono queste notizie, a parte, diciamo, le cose che tu credi che sia apocalittico, io faccio informazione, quindi quando capitano queste notizie io le faccio sempre. Come esce qualche cosa così, io sempre faccio, diciamo, informazione, quindi io lo faccio. Poi c'è chi come te crede che siano segni, chi crede di no, chi crede che sta avvenendo la fine del mondo, ognuno poi pensa come vuole. Quindi io l'informazione come sempre la do, ma indipendentemente da uno che crede, sta chi crede che siamo vicini alla fine dei tempi, chi crede che qualcosa sta succedendo, quindi bravo, non si può fermare proprio. Quindi sapete, stiamo proprio messi male. Ma Gabriele, sai che cos'è? 6.8, 10 km di profondità. Secondo me lo tsunami è molto molto più probabile che ci sia stato, però mi meraviglio che non si hanno notizie, capisci? La cosa più brutta è proprio questa, che io non ho potuto dire se c'è stato lo tsunami, se ci stanno vittime, è caduto qualche edificio, qualche casa, cioè, al finale, come vedi, le notizie arrivano sempre, pensa un po', capisci? Arrivano sempre un po' alla volta, un po' alla volta, quindi il nostro amico ci conferma che ci sono state altre due scosse di terremoto, 5.6 e 5.8, quindi in Cile tre scosse di terremoto superiori al 5.
Ma quella è la cosa, in TV, ma pure in internet, ragazzi, a parte qualcuno, uno come noi, diciamo qualche uno che fa, diciamo, i video su YouTube che mette queste notizie, ma poi la televisione, ragazzi, cioè, ieri sera è venuto questo terremoto, ma la TV non dice nulla a nessuno, possibile, 6.8, non è che è un terremoto, sa, di magnitudo 2, dice, vabbè, quello poi è un terremoto, diciamo, terremoto, 6.8. 10 km di profondità, la TV non dice nulla, cioè è esagerato, ragazzi. E non è che voglio fare il filosofo, però un telegiornale, perlomeno a dire che c'è stato un terremoto in Cile, questo è anche una notizia secondo me che fa vedere, hanno detto qualcosa di superficiale, figurati. Ragazzi, io non lo so, ripeto, non so questa gente se c'è stato lo tsunami, lo ripeto. Mm, proverò a indagare più per cercare notizie. No, che cosa ha detto Antonè? Se lo puoi scrivere qua brevemente, per sfizio. Tanto Mauro Biglino, a parte che è un di alieno e tutte queste cose qua, questo già lo so, quindi se ha detto qualcosa di nuovo non lo so. Perché comunque giro un po' tutti, diciamo, ha truffato persone, in che senso? In senso che non è vero quello, la traduzione della Bibbia, che quello vuoi dire? Sì, sì, vabbè che fa gli interessi, però questa è una notizia, cioè penso che è una notizia comunque, come ti devo dire, a volte qualcuno dice queste notizie fanno vedere visualizzazioni, no, d'accordo, sì. Sì, sì, dopo vado a vedere per Spritz, però voglio dire io, tu fai una notizia comunque, se dai informazioni bene, la TV viene seguita, ad esempio io Rai 1, ma non per qualche cosa, io non lo vedo proprio Italia 1, perché al finale parlano sempre delle stesse cose, quelle cose là, Maria De Filippi e tutto il resto è così. Quindi diciamo che io questi canali non li vedo proprio, la verità preferisco stare più su YouTube a vedere qualche cosa. Sì, sì, ho capito, Omega Click, sì, lo conosco, sì. Che non a stare vicino alla TV che non mi dice niente, la verità. Qualche volta vado a vedere film, cose su YouTube, non mi interessa la TV, non l'accendo proprio, ti garantisco che ho Team Vision, Netflix, ce l'ho, e ti posso assicurare che non lo vedo. Allora, sapete, ieri sera questa scossa di 6.8, allerta tsunami. Sì, quello l'ho sentito, adesso è fatto dell'incendio in Siberia, quello l'ho letto di sfuggita stamattina. Questo l'ho letto, l'incendio in Siberia, sì, dopo lo devo approfondire, ho visto solo di sfuggita perché stamattina è stata una giornata movimentata, ho avuto molto da fare e quindi non ho potuto stare vicino al computer. Vabbè ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, fra poco si mangia. L'incendio è stato in Siberia, so. Il terremoto invece in Cile, questo video qua che sto facendo io, ragazzi. Sì, sì, ma io a volte Marcello, quando succede che fanno l'allerta, diciamo... Sì, sì, lo so, no, ma io ho fatto solo questo video a livello di terremoto, adesso voglio andare a vedere se c'è stato lo tsunami, se ci sono ferite, adesso voglio fare un video, diciamo, faccio un aggiornamento per vedere come stanno le cose lì, perché Alessandro mi ha detto che ci sono state altre due scosse stamattina, quindi, sì, dice che ci sono state più repliche, vedi, anche Daniele adesso dice che ci sono 7 repliche addirittura. Ciao Saverio, ma figurati, ciao Daniele, ciao Elisabetta. No, niente tsunami, meno male, già è una cosa buona. Ragazzi, comunque Cile ultimamente fra terremoti, eruzioni, uragani, davvero non puoi fare nulla. Come hai detto tu, contro la natura nessuno può farci nulla, qua non ci piove. Da 6 a 6 a 5.9, figurati, vedi quanto... i meteoriti che stanno cadendo, quindi non ci manca nulla, ragazzi. Quindi abbiamo quasi tutto, penso, no? Vabbè,
ragazzi, un po' ci siamo stati anche noi che l'abbiamo distrutto un po' la natura, ma a parte gli eventi che vengono, però anche la natura ci sta mettendo il suo, dai. Il Cile ultimamente è proprio flagellato, ragazzi, proprio ogni 2 o 3 faccio un video sul Cile, Cile, Indonesia, cioè Indonesia con le eruzioni, Cile terremoti, cioè al finale è un casino, ragazzi. Grazie a te, no, no, grazie a me. Purtroppo io faccio solo informazioni a livello di meteo, terremoti, eruzioni. Bravo, adesso stiamo anche sull'alieno e stiamo a posto, come dico io. Ragazzi, se arrivano gli alieni, chiudiamo il cancello, stiamo pieni. Quindi, se, come ha detto Alessandro, se arrivano l'alieno, stiamo proprio venuti. Basta. Sì, vabbè, lo so che c'è l'anello di fuoco, però ultimamente li sta martellando proprio brutto, dai. Capisco che è una zona molto sismica, tutto, però ultimamente proprio li ha presi proprio di mira. Cioè, questa povera gente non sta un giorno in santa pace. Cioè, come da noi in Italia e in Abruzzo, ultimamente in Abruzzo sono stati proprio flagellati, proprio. La gente viveva di paura in Abruzzo qua in Italia. E ancora si vive così, eh. Quindi non è che hanno dimenticato in Abruzzo, e così è il Cile, diciamo l'Indonesia con le eruzioni. Diciamo che ci stanno parti del mondo che sono altamente sismiche, come in Sicilia ci sta l'Etna che ogni 2 o 3 arriva lava. Sì, sì, Abruzzo, Marche, Umbria sono state martellate. La Sicilia con l'Etna ogni momento eruzione, poi si è messo pure lo strombolo ultimamente, ragazzi. È successo davvero di tutto. Negli ultimi 20 giorni, ragazzi, è proprio un casino. Meteoriti da qua, eruzioni da qua, vulcani che... Allora, ultimamente ho fatto un aggiornamento, ma 1 mese, 2 mesi fa, non mi ricordo. Erano attivi 21 vulcani, cioè che stavano eruttando. Secondo me, mo con quest'altri che si sono aggiunti, secondo me abbiamo raggiunto i 27-28 vulcani attivi, cioè che stanno eruttando. Quindi proprio un casino, ragazzi. Io 2 mesi fa ho fatto un video, ho detto, ho fatto un controllo generale, erano 21, li avevo contati uno per uno. Sapete, qua dobbiamo vedere se arriviamo al 2020 come sta messa la situazione. Sì, sì, il 2019 come sarà? No, qua dobbiamo fare attenzione che secondo me non arriviamo al 2020 qua. Mo' il 9 di settembre ci sta quell'asteroide che passa vicino a noi, speriamo che non ci cada addosso. Poi ad agosto, cioè ragazzi è un casino. Mo' ci sta un asteroide ad agosto e un asteroide diciamo a settembre. Sì, sì, ho contato quelli in superficie, sì, sì, non quelli sottomarini, io ho contato quelli che stanno al di fuori dell'acqua, quindi parlo di vulcani che stanno proprio a tipo isola. Quelli sotterranei non li ho contati, non lo so neanche quanto ce ne stanno attivi, la verità. Già solo il pensiero dei marsiti che abbiamo qua nel nostro mare, già questo fa paura perché è attivo però sta fermo. Vabbè ragazzi, raddoppiano con quelli sottomarini, figurati. Sì, mo vado a vedere adesso perché stamattina sono sceso a Salerno, dovevo fare dei importanti diciamo servizi e sono... Ciao avvocate, quindi non ho... mo sono arrivato a casa, mo. Bravo, sai, ci manca solo l'asteroide e stiamo a posto, quindi mettiamo proprio, chiudiamo, stiamo a posto, bravo. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, voglio vedere sti incendi bene un attimo e poi spero di non fare aggiornamenti. No, sì, sì, prima di vedere questo, diciamo, questa notizia qua ho letto i campi Flegrei stanno facendo un aggiornamento di come fare perché stanno incominciando a muoversi. Ho letto una cosa vaga così, una notizia di sfuggita. Avevo letto i campi Flegrei stanno facendo un aggiornamento per il bradismo, cioè che si muove, quindi non lo so, l'ho visto a volo, diciamo così, perché poi ho visto questa notizia, ho detto faccio prima questa notizia e poi vado a vedere le altre.
perché comunque le vedo prima in italiano, poi le vado a vedere in inglese, poi in russo, cerco di vedere se tutto vero e poi faccio il video, quindi questa è la cosa che faccio. Quindi pure questo del C l'ho visto prima in Italia, poi l'ho visto in America e poi l'ho visto in Russia. Riportavo la stessa notizia, però non riportavo il fatto dell'allerta tsunami e tutto il resto, quindi in effetti se c'era stato oppure no. Sì, sì, no, stamattina stava scritto che stanno facendo tipo un sistema di protezione perché sentono che ci sta questo bradismo, sta cosa così. E l'ho letto una notizia mi è sfuggita mentre sfogliavo le varie notizie da vedere. E poi ho visto questa qua del terremoto e giro e ho detto ma possibile che nessuno ha detto nulla? Sì, sì, ma io quello già l'avevo visto prima, sì, sì. È un terremoto ieri in Cile. E ci sta l'allerta tsunami, però mi hanno detto qui mo in diretta che non c'è stata l'allerta tsunami, però è stato di 6.8 e ha solo 10 km di profondità. Però stesso nella diretta un ragazzo mi ha detto che non ci sta nessuna allerta tsunami, non c'è stato, quindi è andata bene, diciamo, perché per 10 km 6.8 ragazzi è molto molto, era proprio altissima la probabilità dello tsunami, quindi sì, sì, sì. No, no, in Cile, Patrizia, il terremoto, no, no. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi, ci aggiorniamo. Ora vado a vedere un attimo, sì, una bella botta. L'incendio in Siberia, voglio vedere che è successo lì. E poi faccio qualche altro video su qualche aggiornamento o altro, non lo so. Voglio vedere quanti terremoti ci sono stati in Cile. Ci sentiamo dopo, ragazzi, va bene? Un saluto a tutti, ragazzi.